Rappresentante del gremio dei viandanti Cristian Sedda, importante da ripartire, la città ha bisogno delle corporazioni, dei gremi della Varadda. Indubbiamente i gremi costituiscono per la città una componente fondamentale perché ne raccontano la storia e vogliono anche essere oggi un elemento portatore di cultura tra le altre cose, quindi sicuramente guardare ai gremi con questo spirito è bello ed è importante. Noi vogliamo dare la nostra testimonianza in questo cammino di speranza che si sta affrontando oltre la pandemia. Dalla pandemia sappiamo bene non ne siamo usciti ancora, benché le vaccinazioni stiano progredendo, ma anche i dati di oggi non sono così confortanti anche nella stessa Sardegna. Ciò nonostante comunque bisogna guardare con fiducia e con speranza al futuro, questo è quello che pensiamo, lo pensiamo anzitutto come realtà ecclesiale, quindi siamo certi che nel cammino non siamo soli, noi veneriamo la Madonna del Buon Cammino, siamo sicuri che la Madonna del Buon Cammino ci precede e ci accompagna. Cristian, possiamo dire speranza nel futuro? Indubbiamente sì, la speranza nel futuro è data anche dalla danza, benché oggi in modo abbastanza circoscritto, però anche dalla danza dei candelieri possiamo dire che è un segno di speranza nel futuro, che guardiamo con speranza al futuro. A 100 anni? A 100 anni.